sostegno che devono avere la dimensione europea. Così come, se è vero, se è giusto che si sia sottolineato con forza l'importanza dell'investimento nell'istruzione come fattore di promozione sociale, le proposte sono rispetto a quello che avrebbero potuto essere, ma, e chiudo rapidamente perché visto che è la Presidente fondamentale tra questi che voglio ricordare in chiusura, è l'idea del lavoro pagato, cioè l'idea che il lavoro deve essere riportato a qualità e dignità. Tant'è che c'è scritto ancora una volta, perché già c'era nell'insieme della quiz comunitario, l'idea che il lavoro a tempo non è sinistra, perché è l'investimento fondamentale che dobbiamo in qualche modo avanzare a garantire. Lo dico in una regione che, a differenza per esempio dell'Emilia Romagna, gli studenti medi, gli studenti universitari, quando montano in un treno pagano esattamente come qualsiasi altro cittadino, non gli è garantito nemmeno uno sconto, come avviene invece in Lombardia, come avviene invece in Emilia Romagna. Temi cruciali per la democrazia nel nostro paese, ma anche in Europa e nel mondo. Lo dico perché credo fermamente che proprio in questo momento di grave crisi, non solo economia e politica, ma anche morale, spetti alla sinistra proporre idee, riflessioni, spunti per contribuire a un dibattito pubblico informato, cosciente, pone ai margini la definizione del nesso nazionale internazionale. Costoro scelgono cioè di ignorare, eludere la dimensione internazionale delle principali problematiche storiche innanzi a noi: la crisi economica e dell'occupazione, le migrazioni, le tensioni alle frontiere, il radicalismo politico-religioso, eccetera. La seconda tendenza, al contrario, riconduce alla dimensione internazionale l'origine politici e quindi a cascata anche dai media, non consente di sollevare l'interesse della pubblica opinione se non in modo superficiale, e di animare soprattutto quei propositi di rinnovamento e progresso dei giovani, che sarebbero vitali per ispirare progetti di più ampio respiro per il futuro del Paese. Non si tratta quindi di un fenomeno nuovo, ma pensate, già in un articolo del 1993, l'editoriale del primo numero di Limes, si segnalava il grave ritardo di cultura nazionale e di pensiero geopolitico. Il direttore Caracciolo, e ancora oggi il direttore del Limes, sollecitava la riflessione sull'interesse nazionale, esortando quindi a pensare in termini geopolitici.